Il Friuli Venezia Giulia, ambasciatore per i rapporti dell'Italia con la Serbia, il ministro degli esteri italiani a Trieste con Vučević, impegno per l'ingresso serbo nell'UE prima del 2030. Da lunedì all'ospedale infantile Burlo 60 nuovi posti auto a pagamento in spazi esterni e interni e un'area per le soste brevi per accompagnare gli utenti. Alimentari fuori legge, la polizia locale ha sequestrato 133 prodotti in un negozio in centro, fuori norma anche una partita di tabacco per narghilè. No alla privatizzazione dell'asilo di Roiano, già raccolte più di 3.000 firme contro l'iniziativa, dipendenti del settore già in stato di agitazione. Liberi di scegliere, questo è il leitmotiv della protesta dei cittadini che si oppongono al dimezzamento dei consultori a Trieste. Raduno dei Fanti a Trieste, oggi l'inizio della 3 giorni con il mega tricolore, domenica la sfilata con la chiusura delle rive. Miramare, Teatri Rossetti e Verdi di nuovo insieme per la stagione estiva al Castello con una serie di spettacoli fra piazzale e parco. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Il Friuli Venezia Giulia, ambasciatore per i rapporti dell'Italia con la Serbia, il ruolo assegnato alla nostra regione dal ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso di un forum economico fra i due paesi svoltosi in Porto Vecchio a Trieste, a cui ha partecipato anche il primo ministro di Belgrado Miloš Vučević. Allora vediamo il servizio di Marco Stabile. E la regione Friuli Venezia Giulia rappresenta per noi una realtà che deve poter svolgere anche il ruolo di ambasciatore nei confronti dei paesi che sono più vicini a questo territorio. Il Friuli Venezia Giulia, regione ambasciatrice per i rapporti dell'Italia con la Serbia, è un'investitura ufficiale, quella del ministro degli esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa a margine del forum andato in scena nel centro congressi di Portovivo, che ha messo in luce i rapporti economici fra i due paesi alla presenza del primo ministro serbo Miloš Vučević. Non solo l'interscambio commerciale, il ruolo chiave del porto di Trieste e la presenza nel capoluogo giuliano di una comunità serba radicata e storica, ma nella conferenza stampa il titolare della Farnesina ha annunciato anche una nomina ad hoc. Ecco perché ho deciso anche di assegnare un diplomatico che possa fare il consigliere diplomatico della regione Friuli Venezia Giulia, perché possa questa regione essere protagonista della diplomazia economica del nostro Paese, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. Un incontro, quello votato alla collaborazione imprenditoriale tra i due paesi e alla transizione verde, che ha visto chiudersi con la firma di importanti accordi sul fronte economico alla presenza di player cruciali dell'economia del nord-est italiano. Firmeremo alcuni accordi che prevedono investimenti di Cassa Depositi e Prestiti e delle altre società che favoriscono la presenza italiana in Serbia, per sostenere iniziative serbe che possono poi favorire l'ingresso di nuove imprese italiane. Volano determinante per l'ulteriore sviluppo dei rapporti sull'asse Roma, Trieste e Belgrado e l'ingresso della Serbia in Europa. Il governo in questo senso ha garantito l'impegno ad anticipare l'allargamento dell'Unione. E l'Italia lavorerà affinché questo accada, che l'adesione piena all'Unione Europea della Serbia possa avvenire prima del 2030. Perché senza i paesi dei Balcani occidentali, a prescindere dal fatto come li vediamo, non voglio adesso toccare l'argomento del Kosovo e Metohija, non è chiusa la storia europea. Senza dunque i paesi di questa regione la stessa Europa non è completa. Forum bilaterale imprenditoriale Italia-Serbia questa mattina al General Convention Center per affrontare i temi legati all'economia, agli investimenti e all'ambiente. L'appuntamento è da intendere anche sotto il profilo diplomatico, come ha sottolineato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Allora il servizio di Bernardo Gulotta.
Dove se non in Italia o in Friuli Venezia Giulia o ancora di più a Trieste come luogo dove consolidare i rapporti diplomatici ma soprattutto economici con la Serbia? L'incontro di questa mattina al Generali Convention Center con il forum imprenditoriale tra i due paesi inerenti a tematiche legate tanto alle filiere produttive quanto alla transizione verde e le nuove opportunità di collaborazione bilaterale è da intendere senza dubbio come un momento importante per fare quadrato nei rapporti tra l'Italia e l'area dei Balcani occidentali, ma soprattutto per affrontare assieme opportunità economiche. I rapporti comunque già ci sono, vanno consolidati, vanno ampliati e vanno trovate degli accordi di partnership su temi diversi che riguardano l'economia dei due paesi. Il ministro Pichetto ha affrontato il tema del nucleare, parlando di un percorso speculare che stanno svolgendo i due paesi sul fronte della ricerca e della sperimentazione. Per quanto riguarda il commercio estero, le esportazioni dall'Italia verso la Serbia ammontano a circa 2,3 miliardi nel 2023, in crescita rispetto agli anni passati. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha posto l'accento sulle filiere produttive con l'opportunità di avvicinare fabbriche e imprese migrate verso il Far East proprio nei territori dei Balcani. Noi dobbiamo pensare di una forte collaborazione con quest'area geografica, penso in particolar modo per tutte le attività di nearshoring, cioè il riavvicinamento delle filiere produttive oggi consegnate a Cina, al Far East, che quindi condizionano direttamente l'economia, il modello produttivo, il modello lavorativo dell'Italia e dell'Europa. Alcuni tipi di pezzi di produzione a basso valore aggiunto sono insostenibili in Europa, dobbiamo avere questa consapevolezza. Sotto un profilo diplomatico e guardando allo scenario internazionale, per Fedriga occasioni come quella odierna sono preziose per ancorare la Serbia alla nostra democrazia. Motivo in più per favorire insediamenti produttivi legati all'Europa. Penso che siano dei passaggi importanti anche per legare la Serbia alle democrazie occidentali. Noi dobbiamo lavorare ovviamente con le diplomazie nazionali, fondamentale, ma i territori possono svolgere una parte importante per creare quei legami sia di business, sia di cultura, sia di persone che sono fondamentali per ancorare la Serbia alla nostra democrazia. Bene, siamo pronti per il collegamento, gara 3, pallacanestro Trieste con Forlì, tutto pronto, vincere oggi significa finale, primo match point per la pallacanestro, dovrebbe essere pronto in collegamento dal palazzetto Marco Stabile con noi. Marco. Il prossimo match point sulla racchetta per pallacanestro Trieste per chiudere la semifinale e proiettarsi nella finale produzione, Panatore invece Forlì che deve fare la pallacanestro proprio HDN, parte in questo momento che deve vincere per accettare la serie, quanto meno fino a gara 4 in domenica, appena in 5 persone al Palazzo, quindi via si va scegliendo che sarà una presenza straordinaria l'impegno dei colori bianco-rosso e anche la notizia non sarà in campo per la pallacanestro. Niente, il collegamento non funziona, chiedo scusa a Marco Stabile, ma non riusciamo a ripristinarlo. Allora andiamo avanti, casomai ci ricollegheremo subito con Marco che può chiederci in caso la linea. Diamo un aggiornamento sul caso Resinovic, un supplemento di indagine sul traffico di uno dei due cellulari di Liliana prodotto nel giorno della sua scomparsa. È una possibile svolta sulla quale si sta studiando sul caso della 63enne triestina di via Verrocchio. La richiesta di un approfondimento su ciò che è avvenuto a livello telefonico in quel 14 dicembre e quindi insomma per far luce su quello che è successo. L'incarico verrà affidato il prossimo lunedì 27 maggio a Trieste all'ingegner Nicola Chemello. Stasera c'è il Ring, come ogni venerdì, che torna con Ferdinando Avarino. Ecco i suoi ospiti per il dibattito: Stefano Bernobic della Lega, Daniela Rossetti di Azione Siamo Europei, Rosanna Pucci del Partito Democratico, Claudio Mella, Alleanza Verdi e Sinistra. Poi alle 22:15 invece l'approfondimento, una bomber, abbiamo il suo DNA, Maurizio Paniz, legale di Elvo Zornitta, l'ospite. Questo è l'approfondimento di Ring dalle 22:15, ovviamente l'inizio alle 21:10. Nuova viabilità e parcheggi all'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste, 60 nuovi stalli a pagamento per gli utenti fra spazi esterni e interni al comprensorio e un'area per le soste brevi utile all'accompagnamento di utenti. Il servizio.
Da lunedì 27 maggio l'ospedale infantile Burlo Garofalo avrà 2 nuove aree di parcheggio dedicate all'utenza per 60 posti auto complessivi. La prima su via dell'Istria, delimitata dalla ringhiera gialla, con 47 stalli a disposizione e tariffa oraria di 1,30 €. La seconda davanti al pronto soccorso, entrando nel comprensorio dell'istituto, svoltando a destra, 13 posti più 3 riservati, con tariffa oraria di 1,50 €. Vi sarà inoltre un'area di sosta breve per consentire l'accompagnamento di utenti all'ospedale. Per accedervi bisognerà entrare dalla sbarra adiacente alla palazzina ambulatori e prendendo il ticket si avranno a disposizione 15 minuti per transitare lungo il parco, fermarsi in corrispondenza della nuova sala d'attesa nello spazio appositamente creato per consentire l'accompagnamento dei passeggeri nella struttura. Assolutamente vietata qui la sosta. Per coloro che si attardano oltre i 15 minuti verrà applicata una tariffa una tantum di 10 €, oltre al costo di 1,50 € l'ora per il tempo di permanenza. I posti per disabili, donne in gravidanza, utenti del pronto soccorso pediatrico e ginecologico, oltre che gli accompagnatori dei degenti dell'area oncoematologia, sono riservati davanti all'ingresso principale. Un risultato, spiega il direttore generale del Burlo, Stefano Dorbolò, al quale abbiamo lavorato per mesi, intervenendo anche sulla viabilità interna del comprensorio per risolvere quella atavica criticità dovuta alla ben nota carenza di spazi, attività condotta parallelamente agli investimenti effettuati al fine degli ampliamenti dei locali che abbiamo inaugurato a inizio anno, il tutto senza sacrificare gli stalli adibiti ai dipendenti. Gara 3 con Forlì, dicevamo, Marco Stabile pronto dal palazzetto, per Trieste può significare la finale se si vince. Ecco Marco, a te la linea. Sì Gianluca, buonasera ai telespettatori di Tele4. Come detto, match point per Trieste per guadagnarsi la finale promozione. Gara 3, Trieste sul 2-0. Forlì invece, che vedete riscaldarsi in questo momento alle mie spalle, con le spalle al muro, perché deve vincere per allungare la serie, quantomeno per la partita per gara 4 di domenica. C'è anche la notizia, perché la pallacanestro Trieste rinuncia a Justin Reyes dopo la botta subita in quel di Forlì in gara 2, non è informazione. Quindi fra gli uomini a disposizione di coach Jamion Christian torna Campogrande. Sarà una partita tutta da vivere, anche con coreografia dedicata su tutte le sedie, su tutti i seggiolini del Palatrieste. Ci sono le parti, diciamo così, della coreografia in bianco e in rosso per dare vita a un effetto colorato al Palatrieste, prima naturalmente del fischio d'inizio. Domani naturalmente la partita su Tele4, ricorderemo l'orario nel corso del nostro telegiornale, ma quello che è più importante è che Trieste ha ritrovato la voglia di tifare, riempirà il palazzetto per questa gara 3 con la speranza di andare in finale. Vedremo se con Cantù, che è già 2-0 nella serie contro Udine, oppure con i cugini friulani. Prima però bisogna vincere questa partita, bisogna completare l'opera iniziata con le 2 vittorie esterne a Forlì. A te Gianluca. Grazie Marco Stabile dal palazzetto. Noi torniamo alla cronaca. Una serie di sequestri di prodotti non conformi attuati dalla polizia locale in alcuni negozi del centro di Trieste, in particolare alimenti in scatola e tabacco da narghilè. Ecco la cronaca. Raffica di controlli nei negozi del centro di Trieste del nucleo commerciale della polizia locale, una multa da 2.000 euro con il contestuale sequestro di 133 alimenti è risultato di un primo intervento in una rivendita di alimentari che presentava una mole di prodotti privi dell'etichettatura prevista dall'Unione Europea. Ma non finisce qui. Vicino al registratore di cassa erano esposte delle confezioni di melassa con tabacco da narghilè che da un'attenta osservazione risultavano essere illegali, prive del contrassegno dei monopoli di Stato e senza alcuna avvertenza in lingua italiana. Anche in questo caso il prodotto veniva posto sotto sequestro, il tutto più di 7 kg di tabacco straniero lavorato per narghilè. Successivamente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli veniva avvisata per il proseguito della pratica e la successiva sanzione. Una protesta questa mattina da parte dei sindacati per la paventata privatizzazione di ulteriori quote di Poste Italiane. Secondo le sigle il rischio connessi a questa operazione, i rischi renderebbero tanto sui servizi quanto sui livelli occupazionali. Vediamo.
Sigle sindacali in piazza oggi sotto la prefettura per manifestare contro la paventata scelta del governo di aggiungere quote di privatizzazione della Asset Poste Italiane. È un percorso unitario che abbiamo iniziato insieme a tutte le altre sigle presenti in Poste Italiane, è un percorso che abbiamo iniziato per scongiurare una sciagurata ipotesi di privatizzazione della più grande azienda di servizi del Paese. Il timore espresso da Gianfranco Parziale, segretario CISL SLP del Friuli Venezia Giulia, guarda tanto ai servizi quanto al personale. Dei circa 3.000 dipendenti attuali in Friuli Venezia Giulia il rischio è quello di un taglio del 50% ipotizzato dalle sigle scese oggi in piazza sotto la prefettura. La protesta è di carattere nazionale, con i sindacati a presidio in diversi capoluoghi italiani. La cessione di ulteriori quote porterebbe al rischio di perdita di controllo dell'asset Poste Italiane, con un'attenzione che, secondo il sindacato, andrebbe a danno dei distretti più periferici. L'ipotesi di privatizzazione potrebbe addirittura vedere Poste Italiane non più erogatrice del servizio universale, quindi a rischio non c'è solo la consegna delle raccomandate, ma la consegna della corrispondenza ordinaria, perché ahimè, essendo un servizio di pubblica utilità, questo servizio appunto comporta dei costi che superano le entrate, di conseguenza un proprietario privato che mira ai profitti difficilmente manterrà questo tipo di servizio. Quindi non solo le raccomandate, ma tutta l'attività di recapito di Poste Italiane è fortemente a rischio, come sono fortemente a rischio i suoi lavoratori. Doppio presidio a Valmaura e Roiano per la salvaguardia dei consultori familiari. Continuano le battaglie del comitato in questa 2 giorni che vedrà manifestazioni anche domani. I consultori sono nostri, la scelta è nostra. Doppio presidio davanti ai consultori familiari di Valmaura e Roiano. Continua la battaglia del comitato per salvaguardare il servizio, attivazione degli organi di partecipazione e gestione sociale, vigilanza sui servizi rimasti aperti affinché non vengano depotenziati e un piano regionale di potenziamento dei consultori pubblici per facilitare l'accesso della cittadinanza e per favorire l'integrazione con i servizi sociosanitari, le scuole, le associazioni e altri soggetti del territorio. Questi sono solo alcuni degli obiettivi del comitato per i consultori familiari. Questi 2 giorni sono in continuità con tutte le battaglie che stiamo facendo ormai da un anno ed è ovviamente dentro una mobilitazione nazionale, perché il tema è nazionale sui consultori familiari. I consultori sono nostri perché sono nati dai movimenti delle donne e la scelta è nostra, quindi ribadisce questi 2 concetti fondamentali. Quindi i consultori devono essere laici, tanti, diffusi sul territorio e partecipati. Noi stiamo aspettando una risposta da SUGE e dalla Direzione Centrale Salute per attivare l'articolo 4 della legge 81 del 1978, che prevede la partecipazione dei rappresentanti di associazioni e movimenti femminili e degli operatori. L'abbiamo mandata il 15 di gennaio, ma tutt'oggi non abbiamo avuto alcuna risposta. Sindacati e lavoratori in assemblea stamattina per fare il punto della situazione sulla battaglia contro la privatizzazione dell'asilo nido a Roiano. E intanto la raccolta firme ha superato più di 3.000. Vediamo. Tutti hanno votato, tutti in assemblea hanno votato lo stato di agitazione. Adesso stiamo valutando quali azioni future mettere in atto. No alla privatizzazione dell'asilo nido di Roiano. Continua la battaglia di sindacati e operatori del settore, oltre che delle 4 circoscrizioni che hanno espresso contrarietà, per chiedere al comune di Trieste un passo indietro e non esternalizzare questo servizio. Prosegue anche la raccolta firme che ha superato quota 3.000. Assemblea oggi al Ricreatorio Toti a San Giusto. Diciamo no, soprattutto perché il problema dei rapporti numerici non nasce oggi, il problema della spesa per l'educazione non deve risultare un problema, ma deve essere semplicemente un aiuto alle famiglie e alla crescita dei bambini. Abbiamo deciso di continuare questa battaglia perché tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore sono assolutamente convinti che sia giusto non privatizzare. L'Assemblea l'ha dimostrato con il personale presente in grande quantità e solidale con noi. Abbiamo anche organizzato una raccolta firme in centro città, dove abbiamo raccolto quasi 3.500 firme. Organizzeremo un banchetto anche nei prossimi giorni per raccogliere appunto adesioni contro la privatizzazione dei servizi educativi comunali. Noi abbiamo in atto
altre forme di lotta, la prima lunedì alle 17:30, chiamiamo tutte le maestre, i familiari, gli amici, i conoscenti e la cittadinanza tutta al presidio che come sigle sindacali organizzeremo in Piazza Unità per dare forza al nostro dissenso contro questa sciagurata privatizzazione. I giardini pubblici dei Tommasini di Via Giulia e Vanda e Marion Wulz di Via Catullo chiusi al pubblico fino al 27 maggio per interventi manutentivi urgenti. Questa è l'informativa che è stata diramata dal Comune di Trieste. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con altri servizi. State con noi. Le priorità per il futuro di San Dorligo della Valle d'Olina del candidato sindaco Roberto Drozina della lista Verdi, Territorio e Ambiente. Quali le priorità rispetto al suo programma per il futuro di San Dorligo? Un comune composito fatto di tante frazioni tra la zona, diciamo così, carsica, il confine e un'ampia zona anche industriale. Ce ne sono tanti, anzi dovrebbero esserci tante priorità finora ignorate. Direi che quella principe è il problema della SIOT. SIOT sono 25 anni che ci ammorba. Cosa altro ci faccia non lo sappiamo. Per cui questa sarà la priorità assoluta. Non mi chieda come potremo farlo, però cercheremo di dare il massimo. Ecco, l'altro aspetto naturalmente è quello di un comune con tante frazioni che hanno questioni logistiche complicate e anche di un territorio che è a cavallo del confine. Oserei dire anche tribali, per certi sensi. È verissimo, ci sono problemi di trasporti, di comunicazione, di condizioni della vivibilità. Abbiamo una Val Rosandra votata alla conservazione e non allo sviluppo. L'attuale sindaco non ha brillato in questi settori. Se dovessimo, e mi metto a ridere, in qualche maniera avere successo come lista, sarà molto dura, anche per correggere tutti gli errori, le omissioni che sono state fatte sin qui. È cominciato oggi con la sfilata del tricolore nazionale in Piazza Unità, il 36esimo raduno nazionale dei Fanti. Vediamo. Il lungo tricolore arrivato via mare al Molo Audace alle 9:30 di questa mattina e diretto a San Giusto ha aperto il 36esimo raduno nazionale dei Fanti che interesserà anche le giornate di domani e domenica a Trieste. Per questa occasione è previsto l'arrivo di 10.000 persone a far parte delle numerose cerimonie che avranno uno dei momenti di maggior significato domenica mattina, quando alle 11:30 sarà consegnato il sigillo trecentesco del Comune di Trieste. Oggi le celebrazioni hanno riguardato in particolare l'area del Colle di San Giusto. Le tappe sono proseguite poi in luoghi simbolici come Re di Puglia e Monfalcone. Domani le attività si svilupperanno prevalentemente nel capoluogo regionale. Ci sarà la presentazione del raduno in sala Consiglio Comunale e ci sarà il comandante del 66esimo Aeromobile Trieste che presenterà il suo reparto, cosa fanno nelle varie missioni. Questo reparto che verrà la domenica consegnato il sigillo trecentesco da parte del sindaco. Poi ci saranno altre manifestazioni minori durante la giornata e una conferenza stampa presso la sala Costantinides sulla guerra fredda, sulle terre di confine. La Santa Messa sarà a Sant'Antonio Nuovo. Attenzione alla giornata di domenica, perché di mattina dalle 7:30 alle 14 circa o comunque fino a fine esigenze, le rive saranno chiuse al transito. La polizia locale sarà chiamata a diversi sgomberi laddove è necessario, tutto attorno all'area di Piazza Unità. I divieti a ogni modo sono già presenti nei punti interessati. Il vincolo al traffico riguarderà il tratto da via Milano a via Mercato Vecchio. La domenica è la giornata clou dove ci sarà questo preammassamento dietro la prefettura, poi ci sarà l'incolonnamento dei fanti presso la piazza e dove ci sarà tutta una serie di cerimonie, locuzioni del sindaco e la consegna del sigillo trecentesco al reggimento. Riparte la stagione estiva al Castello di Miramari insieme ai Teatri Verdi e Rossetti.
Apriremo il 29 di giugno, appunto in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi, con la loro orchestra e con Sergio Rubini, con questo melologo, Werther, e seguirà la mattina dopo, all'alba, alle 5:20, il concerto all'alba che già l'anno scorso ha avuto grande successo con musica di Mozart. Così il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha presentato l'appuntamento in sostanza doppio che aprirà la mini stagione estiva, che vede coinvolti il Museo e il Parco di Miramare, lo Stabile regionale e il Teatro Verdi. Nel concerto all'alba abbiamo 2 capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, scritti nello stesso periodo, siamo alla fine del Settecento, un quintetto per corno e quartetto d'archi, un quartetto insolito perché abbiamo 2 viole proprio per una timbrica che è più vicina a quella che è la tessitura del corno, e poi si conclude con lo straordinario quintetto in La maggiore per clarinetto ed archi. Con uno sguardo di infinito amore, questo è il titolo della rassegna, prosegue con 2 appuntamenti ormai consolidati. Dal 2 al 7 luglio I segreti dei giardini dell'Arciduca, scritto da Paola Bonesi da un'idea della direttrice di Miramare Andreina Contessa, e Green Shakespeare dal 9 al 19 luglio, lo spettacolo itinerante che attraversa la produzione drammaturgica del Bardo ispirata alla natura. Entrambi gli spettacoli, richiestissimi, vedono la partecipazione della compagnia del Teatro Stabile. È un'iniziativa nata in un momento di emergenza che poi si è trasformata una fattiva e così positiva collaborazione alla quale praticamente nessuno sa rinunciare. Il pubblico ci chiede di ripetere una cosa già vista, o siccome ha perso una cosa, uno show, ci chiede di poterlo rivedere l'anno dopo. Si chiude dal 20 al 24 luglio con Discorsi amorosi, protagonista Stefania Rocca. Il ciclo, iniziato nel 2020, è giunto alla 4ª edizione con questa formula, la seconda che vede la partecipazione del Verdi, ed è la fotografia, riuscita e di successo, di come la collaborazione fra realtà differenti possa e debba funzionare. 3 delle più importanti realtà a livello culturale del nord Italia che si mettono insieme per offrire al territorio qualcosa di veramente suggestivo e importante. Ed è tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito, non perdetevi la puntata di Ring alle 21:10. Buona serata.